VeNets è un triplo gioco di parole, con Veneto e con Net, che è sia la rete di pescatori quanto la rete intesa come gioco di squadra fra le 6 realtà produttive regionali che andranno a comporre la rete delle eccellenze ittiche venete. VeNets è il nome con cui è stato battezzato un progetto promosso dalla Regione attraverso il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca, l'Acquacoltura e il suo programma 2021-2027. Le 6 organizzazioni di produttori localizzate dal Polesine a Chioggia, a Caorle, a Pila e nel Veneziano si sono strutturate per realizzare prodotti innovativi a valore aggiunto. Il comparto ittico veneto fatturava 161 milioni di euro nel 2023, posizionandosi al terzo posto nazionale e contribuendo a più del 10% della produzione nazionale. Ci sono circa 3.000 imprese registrate che però hanno dovuto far fronte nell'ultimo anno alla chiusura di oltre 350 imprese individuali. I pescatori hanno costruito con anni e anni e anni di professionalità ed esperienza la loro capacità di governare anche il sistema ambientale in modo opportuno. Noi lo facciamo quotidianamente attraverso dei progetti che facciamo con i nostri pescatori, anche per esempio per seminare il nostro mare, per vivificare le nostre lagune, per far sì che grazie alla loro esperienza e all'intervento delle istituzioni si possa dare un futuro a dei settori che attraversano naturalmente delle situazioni di criticità dati dalla situazione ambientale, climatica o semplicemente da quelle che sono le caratteristiche naturali di un territorio che cambiano velocemente. Parlava di contesto nazionale e internazionale. Quanto la Comunità Europea sostiene un'attività di tipo cooperativistico come quella rete che è stata attivata? Sicuramente c'è un favor della legislazione europea rispetto a chi si mette assieme e genera delle realtà come quelle del Veneto. C'è anche però un altro problema che abbiamo con il legislatore comunitario, ovvero di un approccio non sempre positivo del rapporto tra la pesca e l'ambiente. Noi invece pensiamo che questo approccio che vi è da parte dell'Europa debba cambiare radicalmente, vedendo nei pescatori non un problema, non un elemento di predazione e di sfruttamento della risorsa ittica e dell'ambiente, ma al contrario un alleato per far sì che vi sia quell'equilibrio, quella armonia tra uomo e natura. Le 6 organizzazioni riunite in rete rappresentano un modello concreto di filiera corta italiana sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. VeNets vuole essere per la Regione Veneto un modo per valorizzare produttori, produzioni e territori, fornendo loro una identità riconosciuta e riconoscibile non solo a livello veneto. Il mercato ti chiede un prodotto vero, un prodotto di vera filiera corta. Il pescatore che è in grado di trasformare il prodotto, ma che è in grado anche di surgelarlo, abbatterlo e di proporlo in una versione facile con una shelf life di 18-24 mesi, pronto all'utilizzo, ready to cook. Il giorno prima vengono raccolte le ordinazioni per il giorno dopo e si esce esclusivamente selezionando per porto e per imbarcazioni solo sui chili venduti. Facendo così si riesce a non avere nemmeno un chilo invenduto e facendo così riusciamo a valorizzare molto il prodotto e il mercato. La sua realtà tratta molto con le filiere esclusive e in questo caso cosa trova qui in Veneto con questi operatori? Trovo un modello esclusivo di filiere locali che si sono anche certificate, per cui sono quindi sostenibili. Per la nostra azienda questo è fondamentale perché noi siamo alla ricerca di fornitori, produttori locali che abbiano una certificazione e per cui che siano sostenibili da un punto di vista ambientale. Cosa hanno in particolare questi prodotti veneti? Sono particolari perché uniscono la tradizione e l'innovazione. La tradizione perché sono i prodotti che troviamo nei piatti, diciamo, di tradizione veneto, ma poi hanno un'innovazione per la conservazione e la lavorazione in cucina che sia sempre più semplice e sempre più veloce.